Cambiamo ora decisamente argomento. 5 sepolture di epoca romana con corredi in terracotta, metallo e vetro sono venute alla luce nella zona industriale di Padova. Ce ne parla Alice Bragantini. 5 sepolture di epoca romana con corredi in terracotta, metallo e vetro sono venute alla luce nella zona industriale a Padova durante i lavori a completamento delle infrastrutture della nuova Torre della Ricerca. Ora il consorzio ZIP avvierà nelle prossime settimane una mappatura di tutta la zona a caccia delle vestigia di età imperiale di quella che era con ogni probabilità una fiorente zona agricola poco distante dalla via Agna, una sorta di autostrada dell'epoca augustea. Una scoperta importante a detta degli archeologi della Soprintendenza del Veneto perché apre nuovi scenari per la comprensione della storia della Padova romana e del suo territorio e dà impulso a nuove ricerche in una zona non ancora esplorata. Alcune settimane fa, nel corso di scavi per far passare i tubi delle fognature, ha spiegato il presidente ZIP Angelo Boschetti, un colpo di ruspe ha fatto riaffiorare i primi resti. Utilizzando la trincea scavata dagli operai allargata di un paio di metri, gli archeologi hanno fatto riemergere 5 sepolture databili al I secolo d.C. Anche se non è un ritrovamento cospicuo, ha spiegato la responsabile della soprintendenza per Padova Elena Pettenò, è però un indicatore importantissimo del potenziale della zona che andrà ora studiata come area centuriata della parete meridionale di Padova, meno nota fino ad oggi rispetto a quella settentrionale.